Pronti per la difficile trasferta in Campania, un clima poco sereno tra la società ed i giocatori che si preparano ad affrontare una difficile partita contro la Paganese, anche dal punto di vista psicologico dopo le ultime vicende societarie con il presidente Alessi che ha annunciato la sua uscita di scena. La società ha preso comunque impegno, garantendo naturalmente la trasferta in terra partenopea. Intanto tra i giocatori serpeggia il malessere ed in parecchi iniziano a valutare seriamente l'ipotesi di lasciare la città. L'unico indisponibile per la gara di domani è il difensore Mileto, che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica. I biancazzurri sono già partiti in pullman alla volta di Pagani. Dal calcio passiamo al basket, la Fortitudo impegnata in trasferta contro il Treviglio. La voglia di vincere comincia ad essere opprimente, ha dichiarato il coach Franco Ciani. Partita difficile, mi sembra banale dirlo, una partita di ritmo, una partita di grande intensità, di agonismo, di fisicità, perché sicuramente in questa nuova versione Treviglio non ha perso fisicità, anzi probabilmente ha trovato ulteriore consistenza. Una partita con entrambe le squadre che hanno molto da chiedere a questi 40 minuti, noi il ritorno alla vittoria dopo un mese, Treviglio una ulteriore risalita in classifica. Siamo sugli schermi di Sport Italia e quindi davanti a un pubblico ampio a livello nazionale, quindi anche questo darà forti pressioni e forti motivazioni ad ognuno dei protagonisti della gara. Quindi diverse forme di complessità tecnica, tattica ed emotiva, ma tutto porta a una partita di grande impatto, di grande pathos. Non so quanto questo inciderà un po' sul livello tecnico, sullo spettacolo della gara, ma sicuramente sarà due squadre che non concederanno niente di facile agli avversari, dove si tenderà proprio a colpire e a escludere quelli che sono i terminali o le idee principali degli avversari.